questa 159esima edizione è voluta essere diversa da quelle precedenti, nel senso che è voluta rinnovarsi e quindi dedicarsi soprattutto agli artigiani, agli artisti, ma al loro ingegno. Abbiamo voluto unire la tradizione alle novità, andare verso il futuro, abbiamo voluto coinvolgere molti giovani che potessero, proprio difatti si chiama espressioni del proprio ingegno. Quali sono le novità principali? Le novità principali sono 4 serate di veramente spettacoli degni tutti quanti di essere visti e apprezzati. Io sono veramente entusiasta e con grande riconoscenza vorrei anche parlare di chi ha dato il proprio saluto, perché sono state dette tante cose belle. Io non ho assolutamente nessun merito di rappresentare un ente che ha 228 anni, sono state fatte delle cose incredibili dai miei predecessori, sono strati di cose ben fatte che si sono sovrapposte nel tempo. L'onere è adesso di continuare pensando effettivamente al moderno, perché questa accelerazione c'è nell'aria e bisogna seguirla. C'è un consiglio che dà il Presidente dove possiamo muoverci per andare a visitare le varie cose? Ma il percorso, visto anche un po' il tempo così infame, ma comunque lascia qualche speranza, almeno così a tratti, è quello di visitare Piazza San Giovanni, questa rappresentazione fotografica che è veramente interessante. Poi la Sala Schifini che abbiamo svuotato, abbiamo inserito delle opere artigianali di artigiani che ormai hanno già fruito delle loro start-up, nel senso che ormai sono diventati molto bravi, affermati e sono diventati degli artisti. Mi fa sempre piacere enorme venire a Chiavari, è una parte importantissima della Liguria con la sua voglia di fare, la sua capacità e soprattutto ha un valore straordinario il tessuto architettonico, culturale e quindi anche per il turismo sicuramente ha un futuro chiaramente radioso. L'unica cosa che dico è che queste bellezze che sono sempre state tenute nascoste, forse adesso è il momento di lucidarle e di metterle a disposizione di tutti.